determineranno provvedimenti disciplinari e pecuniari in danno delle rispettive società. Si invitano pertanto gli spettatori presenti a un comportamento leale all'insegna dello sport. Benvenuti al Palapanzini di Giovinazzo per quello che è l'ultimo atto della regular season. Il Bitonto affronta il Cagliari per questa partita alla quale non hanno molto da chiedere sia la squadra di Marzuoli sia quella di Giorgi Moreno, squadra entrata in campo da qualche secondo. E allora andiamo a leggere le formazioni, andiamo a leggere le giocatrici a disposizione dei due tecnici. Partiamo dal Bitonto, squadra di casa, con Iosi, Tampa, Nicoletti, Diana Santos, Renatigna, Lusileia, Pezzolla, Coda, Buquicchio, Grieco, Di Vincenzo e Mansueto. Dall'altra parte il Cagliari con Virdis, Orru, Dodero, Giuliano, Succa, Eleonora Piras, Tronci, Manca, Mantula, Carboni, Polloni e Cinzia Pereira. I tecnici da una parte Gianluca Marzuoli, dall'altra Giorgi Moreno. Arbitri, il numero 1 è Angelo Bottini di Roma 1, Elio Simone di Napoli il secondo, Antonio D'Adato di Barletta invece il cronometrista. Come dicevamo, gara tranquilla per queste due squadre, ormai praticamente certe. Il Cagliari matematicamente, il Bitonto deve sperare in una miracolosa vittoria fuori casa del kick-off a Pescara. Della posizione per disputare poi i playoff. Gara numero 1 si gioca il 18, poi il 23 e il 25, eventualmente gara 3, questo è il calendario dei quarti di finale dei playoff. Cagliari che ormai ha raggiunto l'ultima posizione disponibile per poter disputare gli spareggi scudetto. Terzo posto invece per il Bitonto a 3 punti appunto dal Pescara. Fondamentale la vittoria nello scorso weekend contro il Tiki Taka a Francavilla a Mare. E allora siamo pronti a raccontare questa partita con il Cagliari che ha scelto di non portare qui per risparmiare l'energia in vista dei playoff 3 giocatrici importanti per Moreno Giorgi. Parliamo di Andresa Queiroz, Ribeirete e la Campana Vecchione. E allora Cagliari con Antea Polloni tra i pali, poi la finlandese Mantula, ci sono anche Virdis, Manca e Cinzia Pereira. Invece Bitonto con Iosi tra i pali, Susi Nicoletti centrale, Nicoletta Mansueto, Renatigna e Tampa. Questi è gli starting five. La gara è cominciata con il Bitonto che gestisce il primo possesso di questa partita, con Tampa che va dietro da Nicoletti su Renatigna, palla che passa, Mansueto prova a scambiare con Renatigna, Mantula, la finlandese recupera il pallone, Mansueto, Renatigna, ancora Mansueto, dall'altra parte c'è Nicoletti che col destro calcia alto, primi applausi del pubblico per il Bitonto, con Susi Nicoletti che tra l'altro qualche minuto fa ha ritirato uno dei premi Leonessa del Mese, il premio che la società dà alle giocatrici più meritevoli del mese, al mese di
marzo, è toccata a Susi Nicoletti, è toccato il trofeo a Susi Nicoletti. Torniamo sul parquet del Palapanzini con Mantula, palla recuperata da Mansueto, poi Nicoletti, dietro per Tampa. Renatigna prova la giocata su Piras, palla dentro, Tampa sposta il pallone, poi calcia col destro, palla lontana dallo specchio. A meno di clamorose goleade dovrebbe confermarsi vincitrice della classifica capocannoniere del campionato di Serie A Renatigna, un'altra stagione davvero incredibile per l'italo-brasiliana. Renatigna l'anno scorso inizia a segno 30 gol, calcio intanto Tampa, palla fuori. Quest'anno sono 35 a referto solo in campionato, considerando tutte le competizioni arriviamo a 48 con la possibilità di sforare con 2 gol oggi il tetto dei 50. Mantula intanto, poi palla a destra di Cinzia Pereira, recupera il Bitonto, la palla era uscita, Renatigna, Tampa, ancora Renatigna, Nicoletti, palla centrale, prova l'1-2 che riesce, Nicoletti, chiuso da Cinzia Pereira. Ancora applausi per l'ex Statte, l'ex Bisceglie, Susi Nicoletti. Tampa, Renatigna affronta Mantula, poi Tampa sposta il pallone dietro Renatigna da Iosi, ancora Tampa, Nicoletti, Cinzia Pereira le ruba il pallone, poi Piras non riesce a resistere all'intervento di Mansueto. Renatigna, Mansueto calcia addosso a Piras, anzi addosso, scusate, a Virdis. Renatigna, Tampa, calcia addosso ad Antea Polloni, portiere titolare del Cagliari. Giocatrice tra l'altro che ha all'attivo stagioni in squadre da prima metà della classifica, kick-off l'ultimo anno, prima ancora 2 stagioni a Falconara per Antea Polloni, che difende i pali del Cagliari e ora va a recuperare questo pallone. Mantula, poi Virdis va giù, manca, ultimo tocco dovrebbe essere della numero 13 del Cagliari, è così, allora calcio, anzi rimessa laterale per le ragazze di Mister Marzoli. Intanto è entrata sul terreno di gioco Sveva Orru, intanto la parata di Polloni, si difende bene la numero 66 Nicoletta Mansueto. Tampa domestica il pallone, Renatigna, ancora Tampa, tocca, poi il pallone scivola out. Giuliano, di prima Virdis, troppo lungo, difficile da controllare questo pallone per Orru. Riparte il Bitonto, Nicoletti, Renatigna, Mansueto, spalle alla porta, si rifugia in Renatigna, palla centrale, Nicoletti, palla per Renatigna, Antea Polloni con i piedi, poi Mantula, partita alla finlandese, palla al dentro, dall'altra parte c'era Virdis, Orru, ancora Mantula, il velo dietro
per Virdis. Giuliano riflette, pensa, pressata da Renatigna che vince il contrasto ma recupera il pallone Giuliano. Buono il pallone per Orru e Cagliari che prova a proiettarsi dalle parti di Josi. Mantula, Virdis, Giuliano dietro per Polloni, alza la testa, va profonda, comodo Josi, l'intervento della brasiliana. Diana Santos, lo scambio con Renatigna, tanto entra Alessia Grieco. Diana Santos, Di Vincenzo, ancora Di Vincenzo, cerca e trova Grieco, poi il diagonale, para Polloni, bella giocata di Vincenzo, lo diciamo spesso, l'ho detto spesso nel corso di questa stagione, grande crescita da parte di Alexandra Di Vincenzo, soprattutto in questa stagione, non solo in termini di score ma anche in termini di qualità, di saper stare in campo. Diana Santos, ancora Di Vincenzo, Grieco, Diana Santos, Lucy Leia riesce a tenere questo pallone, affronta Mantula, ancora lo stop and go, dietro lo scarico per Grieco, la botta col destro, c'è sulla traiettoria Sveva Orru, ancora Bitonto, Alexandra Di Vincenzo calcia, palla che rimbalza e allora Piras prova, Virdis prova a ripartire, Grieco dall'altra parte, Lusilei anticipata per un soffio da Mantula, poi Grieco ancora col destro, Murata, ancora Bitonto con Diana Santos, Di Vincenzo dietro il pallone per Alessia Grieco, prova il dai e vai, non riesce a restituire il pallone Lusileia e allora Giuliano, Orru, Virdis, Giuliano, ancora Virdis, non passa Di Vincenzo, Grieco sposta il pallone a destra, palla buona per Lusileia, ancora Grieco, Diana Santos prova a passare al centro, poi la botta, Grieco, la palla rimbalza e poi entra piano piano per l'1-0. Vantaggio Bitonto con Alessia Grieco sulla ribattuta di Polloni. Dopo 8 minuti arriva il primo gol della partita, lo segna Alessia Grieco sulla ribattuta, prima il bolide di Diana Santos, poi dopo l'intervento di Polloni la correzione di Grieco e non è riuscita Polloni poi a tenere quel pallone. Grieco, palla centrale, Lusileia per Diana Santos, Polloni va a chiudere la traiettoria di tiro della centrale brasiliana, mandata in porta dalla finezza di Lusileia. Di Vincenzo, Diana Santos, Alessia Grieco affronta Pereira, palla centrale, Lusileia, buono lo scambio, Diana Santos, provato a scavalcare Polloni in questo caso, ma non è riuscita a superare il portiere del Cagliari.
Greco, buono lo scambio con Lusileia, va giù, in chiusura Giuliano, poi Lusileia, calcio a Diana Santos, la deviazione, preferisce andare a chiudere il primo palo Polloni con un tuffo. Calcio d'angolo subito battuto, Alexandra Di Vincenzo sposta il pallone, glielo ruba con una zampata manca, ma è ancora Bitonto. Diana Santos, palla che rimbalza addosso a Tronci, entrata in campo Federica Tronci, classe 2009, 16 anni per Tronci. Di Vincenzo, Greco, Diana, ancora Greco, palla recuperata da Giuliano, Cinzia Pereira, la pressione di Greco, riesce in qualche modo ad allontanare il pallone, sarà rimessa per il Bitonto. Intanto siamo oltre la metà di questo primo tempo. 1-0 Bitonto, conduce la squadra di Marzoli. Greco, Diana Santos, palla centrale, Lusileia, lo scarico, Diana Santos, la botta di Diana Santos, palla fuori, non di molto. Orru, anzi Virdis, poi sbaglia il Cagliari. Greco tiene il pallone in campo, l'ultimo tocco è di Alessia, anzi di Cinzia Pereira, sarà corner per le leonesse. Palla dentro, non si intendono Greco e le compagne, è arrivata Nicoletti lì all'interno dell'area. Può ripartire il Cagliari, frutto del raccordo di più società come la Mediterranea. Molto bene per una neopromossa alla sua prima stagione, arrivata ai playoff. Virdis, poi Cinzia Pereira che sbaglia per vie centrali, Tampa. Nicoletti recupera il pallone dopo la ribattuta, Renatigna, ancora Nicoletti, poi Mansueto, Tampa, prova ad attaccare Cinzia Pereira, Nicoletti, prova l'1-2 con Mansueto, ancora Tampa, palla dentro, il passaggio per Mansueto, alla fine la rimessa del Bitonto. Tampa, Mansueto, palla fuori, Nicoletta Mansueto, Tampa calcia col destro, palla alta sulla traversa. Mantula, Orru, Mantula, la profonda per Mantula che tocca e segna il gol dell'1-1.
Maria Mantula. Cagliari che pareggia al 12° del primo tempo, il pareggio del Cagliari con Maria Mantula. Dall'altra parte prova Tampa, mentre vantaggio Pescara, 2-1 con kick-off. Andiamo anche a leggere un po' gli altri risultati per capire come si muove la classifica. Momento Bitonto con questi risultati che affronterebbe la Lazio. Tanto Tampa, Renatigna su Mantula, calcio a Renatigna, primo palo, attenta a Polloni, calcio d'angolo per le neroverdi. Calcio ancora Tampa, palla che esce dopo un tocco, sarà sempre corner, sempre da quel lato. Mansueto, Tampa, ancora Renatigna, Mansueto, Renatigna sbaglia, poi Nicoletti, ultimo tocco il suo, rimessa laterale per le ragazze di Moreno Giorgi, che ha allungato contratto con il Cagliari fino al 2027, progetto a lungo termine per Moreno Giorgi e per il Cagliari ovviamente. Intanto Tampa, Renatigna dietro il pallone, c'è coda, subentrata Iosi tra i pali, Mansueto, Tampa, ancora Nicoletti, Tampa va da Renatigna, affronta Virdis, poi Tampa, riesce il passaggio filtrante, Tampa, Renatigna, Tampa, chiude Giuliano. Mansueto, palla per Renatigna, va giù, manca, buono il pallone per Nicoletti, ancora Renatigna, non si fa ingannare Virdis che riesce a spostare il pallone, poi Mansueto si gira, calcia, arriva Tampa, il pallone lì, rimane incastrato tra Virdis e Renatigna, non riesce ad approfittarne la numero 9 e allora Bitonto che continua a insistere alla ricerca del nuovo vantaggio. Tampa dietro, Mansueto riesce a ricucire lo strappo e poi Nicoletti per Tampa, Renatigna, Nicoletti supera, manca, va giù Susi Nicoletti, calcio di punizione. Ultimi 5 minuti di questo primo tempo che vede Bitonto e Cagliari in parità, 1-1 a Greco, ha risposto Maria Mantula. Calcio di punizione affidato al destro di Tampa. Tampa calcia su Mansueto, poi Mantula spazza. Rimessa laterale Bitonto. Tampa si gira molto bene, poi calcia col mancino Renatigna, la palla deviata da Giuliano, sarà corner per il Bitonto. Renatigna
si ferma, calcia Renatinha per il 2-1. Renata Damatti, e c'è il time out chiamato dalla panchina del Cagliari. Gran gol di Renatinha che un colpo da biliardo si ferma e la piazza alla sinistra di Polloni. 2-1, quindi torna in vantaggio il Bitonto che ovviamente sta facendo la partita, si è fatta sorprendere dal gol di Mantula, un buon passaggio filtrante, il tocco intelligente della finlandese ex Lamezia, palla che supera Josi, ma il Bitonto poi qualche istante fa ha trovato il gol del 2-1. 4:54 alla sirena dell'intervallo, mentre vantaggio esterno del Falconara col CMB che consolida la prima posizione delle Citizens. Il primo posto non ancora certo, 2 punti di distacco tra il Falconara e il Pescara. Al momento sarà proprio il Falconara l'avversaria del Cagliari nella prima tornata dei playoff, nei quarti di finale. Si torna in campo con il Cagliari che gestisce il possesso. Cinzia Pereira, Giuliano, poi Virdis, Grieco riesce a recuperare il pallone con la pressione di Vincenzo, partita di Diana Santos, dietro di Vincenzo ancora Diana Santos, non si intendono le due giocatrici, palla fuori, rimessa per il Cagliari. Virdis, Cinzia Pereira passa, prova a passare Salamanca, messa laterale per il Bitonto. Diana Santos al piccolo trotto, sbaglia però l'apertura a destra verso Grieco. Cinzia Pereira, entrata di nuovo in campo Federica Tronci, ancora Tronci, tocca il pallone, poi Pereira, Orru, pressata da Di Vincenzo, si libera del pallone Polloni, e riparte Coda. Lucileia mette in movimento Diana Santos, tocca Di Vincenzo, ancora Diana Santos, il pallone in campo, Grieco cerca lo spazio per calciare, si immola Cinzia Pereira, palla che sorvola piede di Diana Santos, palla fuori, ancora Bitonto, Di Vincenzo si ferma, affronta, Manca, ma poi il pallone è uscito, con Manca che ha spazzato per evitare che la sfera giungesse a Lucileia. Diana Santos, Pereira mette il pallone fuori, Tronci. Non è l'unica 2009 nella distinta, intanto seguiamo Di Vincenzo, allontana Manca. Diana Santos, ce ne sono altre, c'è ad esempio Francesca Succa, altra 2009, le più giovani, per il Cagliari. Grieco, Di Vincenzo, calcia, palla fuori.
non c'è deviazione, rimessa dal fondo, 2:20 ancora da giocare qui al Pala Panzini, ultima giornata della regular season del campionato di Serie A. E ora si entra nella fase più calda, quella dei playoff scudetto. Mantula, buono il pallone per Piras, ma Grieco glielo soffia. Diana Santos di prima, poi il tocco volante di Lucileia su Mantula, palla intercettata da Polloni. Mantula, ancora Mantula, la pressione di Lucileia, ruba la sfera di Diana Santos, si ferma dietro per Grieco, Polloni, Mura, ancora Grieco, Diana Santos, Di Vincenzo, Grieco, Diana Santos calcia, c'è il tocco di Giuliano, la deviazione netta, sarà calcio d'angolo. Calcio di Vincenzo, Polloni, buono il tentativo di Alexandra Di Vincenzo, con una mano alza il pallone oltre la traversa, Antea Polloni, classe 2002, 23 anni per Polloni. Allontana Cinzia Pereira, rimessa per il Bitonto, Diana Santos, Grieco, Lucileia, la giocata su Mantula, si ferma ancora, cerca dietro Diana Santos, la bomba di Diana Santos, grande risposta di Polloni, due bei gesti tecnici, da una parte il consueto, il noto destro di Diana Santos, dall'altra la risposta di Antea Polloni, che oggi è intervenuta spesso a disinnescare i tiri delle bitontine. Lucileia, Grieco, la sterzata, ancora Grieco, ancora Lucileia, davanti a lei Mantula, sbaglia però il retropassaggio, interviene Coda che gestisce bene il pallone, lo serve Grieco. Di Vincenzo, gli ultimi 35 secondi da giocare, Lucileia, Mantula le sta incollata alle spalle, palla fuori, rimessa laterale per il Bitonto. Diana Santos, Di Vincenzo, lungolinea, buono il pallone per Lucileia, Lucileia da Grieco, Grieco si sposta, calcia e sulla linea intervento di Salamanca, mette il pallone fuori, rimessa laterale per il Bitonto. Di Vincenzo, 20 secondi ancora, Grieco, ancora Di Vincenzo, non passa, ma c'è Diana Santos che va dietro da Coda. Diana Santos, Grieco, e arriva la sirena, arriva la chiusura del primo tempo, 2-1 Bitonto, dopo il gol di Grieco, il pareggio di Mantula, il nuovo vantaggio firmato Renatigna. Noi ci salutiamo per qualche minuto, a breve il secondo tempo di Bitonto Cagliari.
Si torna in campo, si torna a giocare con il Cagliari che gestisce il primo possesso del secondo tempo. Il risultato è di 2-1 per il Bitonto che è passato in vantaggio prima con Greco, poi il pareggio di Maria Mantula per il Cagliari, è arrivato poi il 2-1, il nuovo sorpasso firmato Renata Adamatti. E allora torniamo sul parquet con Mansueto che prova a mettere in mezzo questo pallone, intanto un cambio tra i pali. Del Cagliari, arriva il gol di Nicoletta Mansueto sul palo più lontano, arriva il 3-1, Nicoletta Mansueto trafigge Cristina Carboni Tonga, giovanissima giocatrice del Cagliari, classe 2008. Gol di Mansueto, 3-1 Bitonto. E allora Cinzia Pereira, Virdis sbaglia l'alleggerimento per Mantula. Sarà rimessa per il Bitonto, anzi calcio d'angolo. Palla dentro, Tonga vola, va a prendere questo pallone, bel intervento da parte della 2008. Intanto cambiano un po' di risultati con il tiki-taka che ribalta la Lazio, 3-1 il parziale, 2-1 in casa per il Pescara, 3-1 per il Falconara in casa del CMB e poi c'è Bitonto Cagliari 3-1. Con questo risultato invece Bitonto che affronterebbe il CMB con gara 1 il 18 di maggio a Salandra. Calcio a Tampa e trova il 4-1 Ledian Tampa, palla sotto la traversa. Ha segnato il numero 5 Ledian. 20ª marcatura per Tampa in questa stagione, 14ª in campionato. E ancora Tampa gestisce questo pallone dopo 2 minuti. Il Bitonto si è portato sul 4-1. Muove il pallone in profondità, manca, coda attenta, riparte il Bitonto. Tampa, il lob verso Mansueto che ammorbidisce il pallone, va dietro da Nicoletti, poi Tampa cerca lo spazio per servire Renatigna, Virdis, l'uscita di Tonga, la palla allontanata dalla numero 21. Tampa, Renata Adamatti, prova la finta su Virdis, calcia, palla fuori, applausi per Renatigna. Mantula, Giuliano, Virdis, cerca Orru, palla lunga per Sveva Orru. Nicoletti, Tampa, ancora Nicoletti, sbaglia, allora Virdis, Giuliano dietro per Mantula, ancora Virdis, di prima Giuliano, insegue il pallone Orru,
lascia sfilare Nicoletti. Coda. Tampa, serve Renatigna, buono lo stop. Verdi se la va a chiudere, corner per il Bitonto. Palla fuori, Tampa al volo, non colpisce benissimo, palla che si spegne sui cartelloni. Tampa, dietro per Coda, poi Nicoletti, Mansueto, Tampa, Tampa profonda da Renatigna, intervento di Virdis che va a chiudere. Mansueto, fermata da Virdis, intervento regolare, rimessa per il Cagliari. Palla lunga, non ci arrivano né Coda né Orru, vediamo di che l'ultimo tocco sarà semplice rimessa dal fondo. Di Vincenzo, Grieco, poi Di Vincenzo calcia, Tonga riesce a deviare sul primo palo, sarà corner. Lusileia, Grieco, Di Vincenzo, murato ancora il tiro da Giuliano. Diana Santos, Grieco, Lusileia, calcia Grieco, bel diagonale, forse la deviazione di Tonga con la punta delle dita, infatti è calcio d'angolo. Diana Santos, palla dall'altra parte, Grieco mette giù il pallone, poi Lusileia, Di Vincenzo cerca uno spiraglio per calciare, trova però la gamba di Giuliano. Fuori Mantiula, intanto la finlandese autrice del gol del momentaneo 1-1. Cinzia Pereira. Virdis, Giuliano, palla che esce. Di Vincenzo. Diana Santos, Lusileia, Diana Santos, Di Vincenzo, poi Grieco, palla che termina fuori, poi calcia Lusileia, palla alta. Tonga, Pereira. Ancora Pereira di prima, palla che termina fuori. Rimessa laterale, Tonga esce dai pali, va a calciare di testa Di Vincenzo, palla che termina fuori, ancora Cagliari.
Virdis, Giuliano, ancora Virdis, Giuliano, Virdis va a toccare il pallone, cercato di toccare il pallone, non c'è riuscita, rimessa laterale per le ragazze di mister Marzuoli. Ci avviciniamo alla metà di questo secondo tempo, ritmi blandi. Intanto recupera il pallone Orru, dall'altra parte calcia, ottima risposta di Coda con la mano, disinnesca Orru, applausi per il portiere del Bitonto. Classe 2008, 17 anni quest'anno, grande fiducia da parte di Marzuoli, che ha scelto lei come vice Iosi. Pereira, palla che termina fuori, rimessa laterale per le ragazze di Moreno Giorgi. 2008 tra i pali questo pomeriggio, da una parte Coda, dall'altra Tonga. Intanto Pereira, palla che termina fuori, rimessa è per il Cagliari, l'ultimo tocco di Diana Santos, tocco verso Orru, l'uscita di Coda che va a bloccare il pallone. Diana Santos, Di Vincenzo, Diana Santos di prima, o meglio cerca questo assist volante verso Lusileia, deviazione di Orru, rimessa laterale per il Bitonto. Diana Santos, fermata la rimessa del Cagliari. Di Vincenzo intercetta questo pallone di Giuliano, poi sul secondo tocco palla che si allunga, non la può raggiungere Alessia Grieco. Tonga, Virdis, Giuliano, Mantula, ancora Virdis, pressata da Lusileia, Giuliano, Virdis, ancora su di lei Lusileia, palla recuperata dal Cagliari, manca, spostato il pallone a sinistra però non l'ha raggiunto Virdis, e allora Di Vincenzo. Diana Santos, Alessia Grieco, palla centrale, Lusileia si gira, calcio a Lusileia, grande risposta di Tonga, palla fuori, corner per il Bitonto. Di Vincenzo, vanno giù in tre, il fallo è di Alexandra Di Vincenzo, calcio di punizione per il Cagliari. Tonga esce fuori dai pali, calcia molto bene, palla deviata da Coda, calcio d'angolo per il Cagliari. Mantula di prima, calciato, manca. Giuliano, manca, Mantula, ancora Giuliano, dietro ancora per Tonga. Sicuramente non le manca la personalità, numero 21, che ora esce a chiudere Lusileia.
Diana Santos, Di Vincenzo, Tonga, Giuliano, Mantula, cerca, manca, palla intercettata da Alexandra Di Vincenzo. 9:37 ancora da giocare, 4-1 Bitonto. Mantula, Giuliano, poi sbaglia, ma c'è ancora una grande parata di Tonga, aveva sbagliato Tronci. La risposta di Tonga, palla dentro, Grieco non ci arriva, può ripartire, manca, ancora manca, calcia lei dalla distanza, palla distante dallo specchio. Siamo a metà di questo secondo tempo, risultati che non cambiano, o meglio cambiano ma non cambiano le posizioni in classifica, quindi Cagliari che affronterà Falconara e Bitonto che affronterà il CMB, la squadra di Salandra. Frattempo, un'ora prima era partita la doppia sfida per evitare i play-out, alla fine sarà Molfetta Foligno il match per restare in Serie A. Vittorie di VIP e Verona rispettivamente, con penultima e ultima il Foligno e il Lamezia, ormai retrocesso. C'è il time out chiamato da Moreno Giorgi. 8:20 alla chiusura della partita, 4-1 il risultato. Bene in questa seconda parte, lo vogliamo sottolineare perché sono giovani, perché hanno talento i due portieri, giovanissimi, classe 2008 entrambi, Cristina Carboni Tonga per il Cagliari e Stefania Coda per il Bitonto, due interessanti prospetti. Torna in campo intanto Bitonto che già sul parquet, rientra anche il Cagliari. Ultimi 8 minuti di questa regular season, Cagliari torna a giocare con Mantula. Tocco di prima di Virdis, manca, supera Nicoletti, è riuscita a spostarsi per evitare Coda, poi Nicoletti va a chiudere sul primo palo. Corner Cagliari con Maria Mantula, la finlandese, nazionale finlandese, seconda stagione in Italia. Renatigna, Mansueto di prima, colpo di testa di Tampa. La palla arriva in un secondo momento a Renatigna, ancora Bitonto, Tampa, calcia, la palla passa sotto le braccia di Tonga, doppietta per l'Edian Tampa. 5-1. Bitonto 5, Cagliari 1, ha segnato il numero 5, Ledian!
4 Bitonto. E allora Virdis ha giocata su Tampa, ha sgroppato di Virdis, è il gran gol di Virdis. Alice Virdis che da sola va a prendersi Bitonto 5, Cagliari 2, ha segnato il numero 3 Virdis. prendersi questo pallone coast to coast, palla sull'angolino basso. Alice Virdis, anche lei molto giovane, anche lei classe 2008, tenuta in campo praticamente per tutta la partita Moreno Giorgi. Questo è il 4º gol della sua stagione. Altra ragazza molto interessante. Renatigna si ferma, palla a sinistra, poi Tampa Nicoletti, la parata di Tonga che va e cerca qualcuno libero, va da Giuliano, palla lungolinea, c'è stata forse la deviazione? No, rimessa per il Bitonto. Renatigna, ancora pressata da Virdis, poi Tampa calcia addosso a Orru. Renatigna, Nicoletti, Mansueto, Renatigna, Mansueto, Mantula, Tampa, palla calciata da Tampa, forse la deviazione di Orru scivolata, è andata a chiudere Tampa, infatti calcio d'angolo subito battuto. Renatigna affronta Mantula, Renatigna cerca lo spazio per il tiro, la palla rimbalza sul palo, secondo palo e alla fine Tonga a bloccare. Vicino al secondo gol personale in questa partita Renatigna, ricordiamo che Renatigna con un altro gol raggiungerebbe le 50 marcature stagionali, ovviamente comprese tutte le competizioni alla quale il Bitonto ha partecipato, quindi campionato, Supercoppa, Coppa Italia e la Champions che il Bitonto ha vinto a dicembre. Tampa fa tutto bene, calcia Tonga, ora la parata di Carboni Tonga, Tampa, Mansueto, Renatigna, affronta Mantula, si ferma, calcia Renatigna, poi Virdis sbaglia, Giuliano, Renatigna, Mansueto, ancora Mansueto, calcia dentro, poi Nicoletti allontana Giuliano. Intanto arriva il pareggio del CMB con il Falconara, Tampa ancora e Tonga risponde. Tonga scesa bene questa volta per disinnescare il tiro di Tampa. Mansueto, ancora Tampa, calcia, tiene il pallone basso, non c'è deviazione, rimessa dal fondo. Nicoletti, coda, Tampa, Nicoletti, anzi Renatigna, poi Mansueta, ora Nicoletti, Tampa, Renatigna, affronta Giuliano, si ferma, Giuliano, poi Renatigna, risposta di Tonga, 4:20 ancora da giocare. Dolore a un braccio per Tonga sulla conclusione di Renatigna, però nulla di grave per lei. Sbaglia Tampa,
Renatigna va a chiudere la ripartenza di Virdis, rimessa laterale per il Cagliari. Tonga, palla dentro, Coda e poi Giuliano, la palla rimane lì, manca in due su di lei, c'è Pezzolla e c'era Tampa, alla fine Coda. Lusileia dall'altra parte per Pezzolla, Lusileia, Grieco, Lusileia, Pezzolla, prova ad alzare il pallone, Lusileia protegge la sfera, si gira, va da Grieco, Renatigna, 1 contro 1 su Virdis, Virdis la tiene a distanza, poi Pezzolla, Grieco, la palla rimbalza su Giuliano, ancora Renatigna, la giocata, fa scomparire il pallone dagli occhi di Cinzia Pereira, poi Grieco calcia Pezzolla, difende Virdis, Giuliano, ancora Renatigna a prendersi il pallone, la pressione di Giuliano, Pezzolla calcia, palla fuori, corner per il Bitonto. Lusileia, palla sbucciata da Lusileia. Renatigna, 3 minuti ancora alla fine di questa partita, 5-2 il punteggio in favore del Bitonto. Renatigna affronta Giuliano, palla per Lusileia, c'è Grieco ma Lusileia scarica su Pezzolla, palla recuperata da Cinzia Pereira, sembrava in un primo momento, ma poi il Bitonto recupera Lusileia. Intanto Kika Buquicchio entra lei in campo, Buquicchio, Grieco, Lusileia, Buquicchio, la giocata di Grieco supera tutti e alla fine mette in rete il pallone del 6-2, super gol di Alessia Grieco. Slalom gigante per la romana. 6-2 a 2 minuti dalla fine. Intanto cambia ancora il risultato, in vantaggio il CMB, e questo è un risultato che permette al Pescara di scavalcare il Falconara, e questo è un risultato che interessa molto il Cagliari, perché in questo caso intanto Buquicchio, palla fuori dall'altra parte, stava per segnare il suo terzo gol in questo campionato. Francesca Buquicchio. Dicevamo, un risultato che interessa il Cagliari perché con la vittoria in questo momento della Pescara e la sconfitta del Falconara, sarà il Pescara ad affrontare le isolane. Mancano 1 minuto e 10, mentre ormai praticamente certo dell'incontro con il CMB, il Bitonto Virdis. Palla recuperata da Lusileia.
palla dentro, Grieco calcia, allontana in qualche modo il Cagliari. Lusileia, ultimi 45 secondi, ultimo pallone toccato da Virdis, poi Lusileia, Grieco, Pezzolla, Buquicchio, palla recuperata da Manca che però la trascina oltre la linea laterale. 30 secondi ancora per questa partita che il Bitonto porta a casa. L'ultimo successo della regular season. Lusileia, la sterzata, calcia, Tonga la risposta, poi Manca, allontana. Si attende solo il fischio della sirena che arriva in questo momento. Il Bitonto vince 6-2 e ora, a meno di clamorosi scossoni negli ultimi minuti delle altre gare, affronterà il 18 di maggio a Salandra il CMB, poi ritorno il 23, il 25 l'eventuale Bella, entrambe le gare qui a Giovinazzo. Cagliari invece che dovrebbe, se i risultati rimangono questi, affrontare il Pescara, andata a Cagliari, ritorno ed eventuale gara 3 in trasferta. E allora, con le immagini, i saluti delle due squadre a centrocampo, noi vi salutiamo, vi diamo appuntamento per l'epilogo, la parte finale di questa stagione, i playoff, sempre su Futsal TV. Un applauso del Palapazzini per le atlete. Risultato Bitonto 6, Cagliari